Ciao, mi chiamo Deborah Floris e sono un direttore rubino del Team Italia Faberlic. In questo video condivido con te quella che è la mia esperienza riguardo il reclutamento online. Io mi servo soprattutto di post social. Utilizzo la mia pagina social per pubblicare periodicamente dei post molto interessanti. Come li creo? È molto semplice. Prendo delle foto, molte volte queste foto le prendo direttamente dal sito Faberlic, quindi possiamo scaricarle tranquillamente e utilizzarle appunto per realizzare i nostri post social. Alle foto aggiungo un brevissimo testo più il link per l'autoregistrazione. Posso realizzare anche dei brevissimi video che contengono sempre il mio link per l'autoregistrazione più il breve testo. Sappiamo che il nostro link Faberlic per l'autoregistrazione è piuttosto lungo. Ebbene, sappiate che online ci sono tantissimi programmi gratuiti che ci permettono di accorciare il nostro link. Un altro consiglio che io do per creare dei post social molto interessanti è quello di fare aggiungere sempre un tasto di interazione, che potrebbe essere il tasto con su scritto iscriviti, che potrebbe rimandare sempre al link per l'autoregistrazione, oppure un tasto contenente il simbolo WhatsApp che ci permette di essere contattati direttamente sul nostro cellulare. Consiglio inoltre di creare dei brevi video nei quali noi stessi promuoviamo i prodotti Faberlic. Sapete, tramite la condivisione di questi video io sono riuscita ad iscrivere diverse persone anche nella mia zona di residenza. E sì, perché le persone che conoscevo mi chiedevano dove si potesse acquistare ad esempio una borsa che io avevo condiviso, dove si potesse acquistare un foulard e altri prodotti che io ho condiviso. In questo modo sono riuscita a trovare nuovi iscritti e anche nuovi clienti. Invece, per quanto riguarda la sponsorizzazione proprio di noi stessi, ecco, io consiglio di metterci la faccia, di creare noi stessi dei brevissimi video nei quali ci stiamo presentando. Ci presentiamo, diciamo chi siamo, da dove veniamo e qual è il nostro obiettivo in Faberlic, che cosa noi vorremmo realizzare in Faberlic. Raccontiamo ovviamente quelli che sono già i nostri traguardi raggiunti. Tutto questo fa sì che riusciamo a trasmettere positività e voglia di arrivare anche alle persone che ci stanno ascoltando. Ovviamente consiglio di aggiungere a questi nostri brevi video di presentazione sempre il nostro link per l'autoregistrazione nella nostra struttura. Un altro metodo che io utilizzo è quello di creare una scheda nel mio sito dedicato appunto alla mia attività in Faberlic. È un modulo di contatto che contiene anche ovviamente l'autorizzazione alla privacy e si può compilare inserendo tutti i propri dati. Poi che cosa accade? Che a me arriva nella mia casella di posta elettronica il modulo con tutti i dati della persona interessata. Inoltre io ho aggiunto al mio modulo un'opzione molto interessante. Le persone che mi stanno contattando sul mio sito possono scegliere se sono interessate a essere clienti privilegiate, a essere consulenti o a fare carriera in Faberlic. Spero che questa mia testimonianza possa esservi utile. Buona giornata a tutti!